e dunque a costruzione storica di una letteratura e espressione corsa a lungo tempo. L'accosto che abbiamo scelto era un accosto di tipo piuttosto pedagogico, infatti, si assomigliava a una periodizzazione, vale a dire che era un accosto cronologico di un fenomeno letteratura e espressione corsa, semplicemente, e anche di più un accosto diacronico, vale a dire che abbiamo avviato l'oggetto per abordare la sua evoluzione da poter considerare eventualmente i progressi, tra virgolette, di questa letteratura. Allora, progressi per abordare cosa? Per abordare la problematica che abbiamo scelto, che era un nostro filo rosso, quello di modernità, o di conquista di modernità e di universalità, che è un tema più o meno corolario. Insieme a un progetto più largo, un progetto secolario che abbiamo chiamato l'elaborazione. Bien, dunque dopo ho disceso militante e in parte creativo di riacquisto e così giunti cronologicamente a cosiddetta rompidura di 90 che è una data decisiva di su progetto elaborativo ambientato e a tempo l'antigam era di nuove orientazione di forma e di fondo di letteratura corsovana. Bien, allora rammentiamo di prima che secondo lo sociolinguista Heinz Kloss, lo sviluppo di prosa scritta corrisponde all'ultima tappa di ogni processo d'affermazione linguistica, essendo la poesia la prima tappa per via di un rapporto stretto con la tradizione e con l'oralità. A novella, più che un romanzo che ha sbocciato davvero durante gli anni 2000, è stata confermata con una volta come un puntello emblematico e massimo sotto la forma di raccolta collettiva. Bon, l'esempio mancano, l'abbiamo da mintolare un po' a fuori a misura. Il fioriscimento di questa prosa novellesca, bramosa di storicità e a tempo di esistenza, avrà per corollario dunque, diciamo, più o meno una relativa messa a distanza di un fenomeno di poesia che l'abbiamo visto occupava, si può dire, un ruolo centrale durante i 70. Tocca mettere in risalto a questo livello qui l'azione decisiva di un centro culturale universitario in lo sviluppo di sabrosa novellesca e dunque il GCU che succede infatti alla stazione radiofonica RCFM che faceva nenso da istituzione si può dire a servizio di lingua minorata o di periferia letteraria in brama di esse di beta l'inugualità di struttura letteraria mondiale e di isogentri di decisione per parlare appena come Pascal Casanova baladi dal punto di vista di sociologia di istituzione. Come spesso in letteratura, a leva di una volta cerca in una larga misura a rispondere e anche a rimpiazzare l'avanguardia precedente. Bon, si sa che in letteratura si passa sempre così, uno si va a discapito di questo. A presa in conto anche chiara di una realtà sociale, qualche volta trascurata da scrittori di riacquisto, è sicuramente una prima indicazione a l'evoluzione progressiva di mentalità. Ciò che lei, infatti, anzitutto una volta di un scambiamento di mentalità, un'attitudine, si può dire, nuova di beta vita e mica una semplice realtà estetica che sarà, a dire la franca, una conseguenza. Dunque di prima un scambiamento di mentalità, un'altra maniera di considerare a Corsica, a società, eccetera, eccetera, che arriva un scambiamento a livello di forma. Da risposta alla celebrazione, all'esaltazione collettiva di U70, e non parlo mica di mitificazione, ad intensa mitificazione che la via U70, si palise di ora senza ipocrisia i frastorni di l'uomo corso moderno, a tempo ai malani di società dove lo si muove. Allora, senza cascare in un catalogo, ma cercare di bordi un po' di esempi per cercare di mostrare o di dimostrare più chiaramente il nostro proposito. E ma abbiamo qualche esempio, dunque, in prima di novelle, posto che non accostavamo di prima su genere gusti. A novella I scialli di Nagamella di Michele Boli incalcano la disumanizzazione della vita moderna attraverso la scimizia, ma scimizia è un tema centrale le modavere,
di una vecchia dopo l'acquisto simbolico di una televisione. Se parete una cultura cinema, a dire un passando, mi ha fatto pensare un po' al famoso film Requiem for a Dream, non ta dipendenza. In dea novella Lorenzo di Laramina o di Sant'Agasta unisce entrone a retirada a si gaccia con il suo paese e la sua evoluzione e finisce per cantare lode di vita cittadina. Un punto di vista adobrato di un punto di vista interno, vale a dire che il personaggio di scritto dall'interno, ciò che o manco permette di schizare un moralismo, fa già un'evoluzione quantunque appetto a certe produzioni più anziane. In questi due casi, quantunque il discorso pur implice ferma classico, portato da dicotomia sempiterna tra passato virtuoso e presente corrotto, e infatti di una dicotomia abbastanza vecchia che rigola al romantismo. Dunque, per ora, per questi due casi ammentati, non si può tanto parlare di modernità. Ci si sente sempre l'impronta di un riacquisto che, a differenza di un mantenimento, non rinuncia mica sempre a mostrare difficoltà di un presente, malgrado diciamo una certa tendenza a mitificazione. Usanto di Pasquale Ottavi, un'altra novella, ha un valore riflessivo e autocritico sicuramente più forte. Un novellista ci mette in pisticcioli un mito di una società paesana preservata, svelando bricole tra eletti locali e investitori stranieri e denunciando a tempo la risposta eventuale di un ripiego. Una vita, un'altra novella, mostra il quotidiano di gaudo di un pastore corso a ritirata, critica sociale belada che rompe con l'irisimo riacquistato e pare di già annunciare in una certa misura il disincanto di Biancarelli e altri giurexec in una letteratura di 2000. Con la morte simbolica di un pastore, emblema quasi stereotipico di corsitudine, si può dire che è un po' una certa concepitura di l'esse corso che se ne va, che se ne muore con ello. Con la novella realista a serva, infine, Ottavi pinge l'inugualità sociale e la durezza di corsica di una orta. Sino a sbucare in questo caso qui, in particolare, a non ta tragico, a non ta a mala morte finale, bello lontano dunque dai informazioni indienate da un merimeisimo che cercava l'esodismo a tutti i batti, vale a dire un sguardo non ta società tradizionale, sempre laudati o positivi o anche non ta violenza, ma cercando anzitutto l'evasione, infatti. Lontano di noi dai informazioni indienate da un mantenimento per la periodizzazione di 1945-1970 e un mantenimento di, l'abbiamo visto, la volontà di preservare l'età d'oro, un'età d'oro che avrebbe esistito dopo punti di vista e di noi da un riacquisto in brama di miti collettivi. Dunque qui si può già intravedere di un altro paradigma. Sia come la sia, dunque, ha messa in discussione di un elemento fondatore i corsitudine e dunque la società tradizionale in questo caso qui, mica o meno importante, traduceva sul cambiamento di paradigma che dicia di 90. Un altro sguardo autoironico e assurdo è portato dai vari Pedro Mari, Paolo De Santi e Gian Maria Gomedi. In Diodoro in Sicilia, a raccolta 1995 per Ada, Mari caricatore di aboline più a Corsica e i corsi, criticando con causticità, ridicolizzando, ma soprattutto ridendo, privilegiando infatti fine il piacere sovrano di scrivere. Un'estetica di subversione che non impedisce manco stampa l'identificazione a un logo corso, stiamo assente all'anno di meglio. Faggi di schiattare i formi e i puntieri di tradizionali, ma riesce a palisare una lei più che evidente con la comunità culturale passata, assicurando le funzioni fondamentali di un vero mantenimento. Vuol dire che mantiene di noi esiste, di noi girarsi verso il futuro e considerando il presente. Eccoci dunque di fronte a una rifondazione critica, bramosa di indienare un nuovo, partendo stavolta in modo rivoluzionario di decostruzione e più da sacralizzazione di un tradizionale.
uso destro, parlo sempre di mari, provo un gridetto di rivolta a quasi un valore programmatico. Lo scrittore ci ricusa ogni forma di politicamente corretto, intellettuale, quanto identitario, contendo, attenzione, il lesbianismo, l'animalità, l'onanismo e ben sicuro a risa. Passiamo ora a un altro iconoclasto, si potrebbe qualificare così, Paolo De Santi, che è forse uno dei più importanti, uno che va più lontano con un progetto coerente, un progetto rifinito. De Santi si caccia direttamente con la nozione di identità, si potrebbe dire quasi identità con una I maiuscola, resa quasi intoccabile da un riacquisto anteriore. Uso angolo d'attacco, per dirla così, è quello di noi carnavalesco e assurdo di un ultulime di enorme stabilità, e qui si penserà a Bakhtin. Con la ridicolizzazione franca e chiara di ciò che dirà sempre sacralizzato eri, e infatti più di è sacro e più si va lontano in dea disacralizzazione, di una scrittura abbastanza, si può dire, di abrogazione. Trattare l'assurdo sotto il prisma stesso di l'assurdo, non che di denunciare apertamente, ecco in poche parole l'andatura soia. In una novella c'è da rida, il protagonista Antonio è imprigionato per aver sorriso il giorno di festa nazionale di un si sa chi paese, che non è mica nominato, ma chi si assomiglia forse a Corsica, una Corsica un po' di vintascenza, non è mica nominato, ma in tutti i casi ci possiamo pensare. Dunque questo personaggio è imprigionato perché è incapace di fare a prova di uso militantismo e dunque di sua appartenenza a un certo partito virtuale e si vedrà condannato finalmente all'esilio e in conclusione di aggiunta, di aggiusura di annuella un personaggio si campa di risa alla fine, dunque senza una logica particolare, ma con la volontà di fare ironia, dunque in modo ironico e distanziato, lo scrittore si gioca qui di l'identitarismo e di suoi simboli, smontando allo stesso tempo il mito dell'eroe nazionale e qui torna, pensiamo forte al riacquisto e alla sua tendenza a mitificazione di storia e dell'eroe, posto che qui l'eroe è ha parlato prima di Bakhtin, qui l'eroe è giustamente di un carnevale, ma dell'altro senso di parola. In Deu Mudo, un'altra novella, il protagonista perde capo e parola, perdendo subito e simbolicamente la consonante identitaria esse, sino a strangolare finalmente la sua innamorata. Dunque l'assurdo è sempre l'assurdo. La storia di l'uomo che non vede altro che un metro quadrato di gelo mette in scena un uomo che cerca disperatamente a luce in fondo di suoi ricordi prima di girarsi verso l'uvora e di trovarci a notte vonda, a notte bagna, quella abbiamo immaginato di sicursi che forse hanno conosciuto l'eri e che hanno un po' usato da fare per accettare il tempo presente. Dunque, torna qui una critica che è sbuginata, che è portata sotto l'angolo dell'assurdo. Continuiamo un po', con Farina da Ostia. Allora qui si immagina un ritorno nella terra di San Paolo, dove San Paolo ci scoprirà l'inferno di pieghe carnali e di paraisi artificiali. Allora l'interesse di sapezza è dimostrare che ciò che noi diciamo da più a meno, che ciò che è sacralizzato un po' mica essere sacralizzato e dunque in questo caso preciso nemmeno sacro, dunque si può di tutto e si deve di tutto in letteratura di un'andatura un po' di provocazione creativa che intreccia di nascere sotto la piuma di certi autori di un 90 e di un progetto che da essere sicuramente portato e anche accentuato dal 2000. L'inganno infine sempre De Santi, mette in causa un nazionalismo letterario attraverso la forza difesa dell'origine corsa di Dante. Un'ossessione che condurrà all'assassinio di Monsieur Santini tombo dalla letteratura ella stessa. Dunque, parlavamo di andatura assurda, qui di noi ci siamo. Allora, sa letteratura qui ci va capire, posto che la bia parola in della novella e parla di fartissima pantomima d'esistenza,
di un'evocazione dell'identità, che un po' rivalizza infatti con la bellezza e la verità paradossalmente varza dell'immaginazione. Alla fine, e si può fare un paragone con la precedente, questo si dice che la rimessa in questione dell'insieme e proprio all'uso postmoderno, dunque una rimessa in causa di certezze, di verità assoluta e qui siamo di betto veramente a, si può dire, un scritto postmoderno. Abroa che desanti manedia solo a verità per ridesine, masimo quando si tratta di vacascaggi da della di mono-identità, baladi di l'identità corso centrata di uri a questo. E qui torna a ripetere che questo scambiamento di paradigma intorno a guncibidura di agursidudine, di agursiga, eccetera, eccetera, di un'attitudine in prima di parlare di bruciamenti, di forma, cioè capi uvando e suvando di dunque lo scambiamento di paradigma. Palesamente antirealisto, desanti sceglie l'ironia, o ludico o il simulacro da modi di espressione prescelti, come tanti postmoderni d'orna, da illustrare la sua visione carnavalesca di un mondo e da rinforzare il peso di esso gridighe. In dea novella AU si può dire che l'anno di meglio sposa un'ondatura vicina, o in tutti i casi paragonevole. Attraverso la riflessione di una gagna innamorata di uso maestro e il dialogismo intimo che lo stalla tra animale e lettore, si ride di una gioventù corsa che rigusa i travagliare per primurarsi solo di gaccia, di gerte, di BMU, insomma, ricordo e di vitture, dunque la superficialità completa, qui è mica strafare. Notemo che a Gutia è la stessa che pia la parola di la narratrice, una gria intollerante, infatti non è mica risparmiata da critica, dunque ella di noi è criticata ma in modo implicito, che è interessante perché non siamo mica ripetuto a un moralismo come tanti scritti passati, che l'esempio non riacquistati o di un mantenimento o da altri periodi, non c'è mica questa nozione di moralismo, di implicito. Capite o non capite, di così, e si può dire che infatti è proprio letteratura. Beh, e senza smentigare di noi, in noi AU, il tema per forza originale di asessualità, stavolta esplicita, che si inserisce, e che è di noi di un'evoluzione di betta o passato. Continuiamo con forse il più agido di tutti, a parità con Desante, diciamola così, Gian Maria Gomiti. Allora, come diceva di violenza, ello di noi di sessualità scabrosa o di mostruosità via o fantastico, per ridesi di società moderna e di contegni umani. D'altronde, a scelta atopica, che lo fa di loghi corsi che sono loghi corsi a gabimo, ma non sono mica ammentati chiaramente, non sono mica designati di una maniera di noi di impedire la raighiera, che non è mica una scelta urgente, di noi ha un senso. Dunque una volontà di sguassare appena i marcori identitari per incalcare la drammatizzazione e l'analisi psicologica, la critica. Allora, in questa novella Gioacchino e lo stagnalotto di Asalbezza trasformedia un capipartito locale in porco, da rispettoso in famiglia e ci vorrebbe far pensare alla metamorfose di Kafka, per esempio. Sbigliando questo simbolo millenario di un geniale mazzirico. Fendo corrisponde leggendario e inumanità, si può dire che lo dicostruisce definitivamente su simbolo di agorsica tradizionale mitica. Dunque parliamo di disagralizzazione, torna qui un geniale mazzirico diventa un porco, infatti qualunque. Bon. Rimarchiamo che come in dei anticomiti adopera volentieri un'estetica di l'antirealità, manca appena per fudirla, ma al contrario per rappresentarla meglio attraverso l'ironia critica, fase caricatura o iperrealità, o termine di Domenica Verdoni, insomma per denunciare, ride di sé, ciò che lo chiama stavolta l'anno di meglio a coscienza critica, dunque una nuova coscienza con 90, una coscienza critica, e dunque per la sicura per creare in libertà. Ma l'ironia subversiva non è sempre fantastica. Pensiamo all'ultima confessione, dove le sono ritrascritte e pensate colpevoli sino a pedofilia di un curato alcolico e brutto.
o a barudia a lascida due agaccara di serbuda intiano. Dunque parlavamo di brugazione, continuiamo, via, umorismo negro, risa e anzitutto piacere. Scritte in un stile accessibile e bio, liberate dalle tradizionali bastodie geografiche e mentali, e portate soprattutto da oia d'intruna società contemporanea e quella di Cabunenzo di noi, e novelle di Gomiti si impongono come un modello di rompidura e da larghera, allora una larghera di spirito, si potrebbe dire ontologica, una larghera polinomista, perché adobra la polinomia e arrivare da qui a poco a lingua che lo sceglie, e di noi una larghera interculturale di l'orizzonte creativo isolano. Giacomo Diera Bigine Diagusi comidi e desanti, sperimentatori carnavaleschi muovendosi tra mondo reale e fantasimo, logomizzano di subversione che diventa oramai creazione. Ces textes, très enracinés dans la réalité contemporaine, ne permettent ni l'évasion complète hors du référent insulaire, ni l'enfermement dans la seule problématique de l'île. Ces deux œuvres nous indiquent deux voies que l'inspiration corse élargira probablement dans les années à venir, et effectivement, l'emo rivigada. Malgré leurs différences, elles s'originent dans une même attitude, animée d'une contradiction consciente et féconde, l'amour et la distanciation vis-à-vis du patrimoine, la connivence et la critique face aux nécessités d'une expression liée à la nationalité corse. Dunque, per la prima volta si può dire una distanza critica appetta l'identità intorno a su tema qui centrale. Centrata abbastanza nella corsica, pure in modo critico, l'abbiamo vista, a prosa di un 90 lascia di noi indovinare una rama d'apertura forte. La politica di inserzione di agorsufonia in un dominio mediterraneo portata da UGCU, in lei con i differenti programmi europei Interreg, sboccano nella raccolta Corso Sarda Bigini, 1997, e quella Corso Sardo Catalana Sconfini, 1999. Sconfini e quei studenti a Sanoa diedero il titolo scelto per la rubrica d'allarghera di rivista Bonanno, costruito nell'idea di trabassamento di frontiere come alternativa ad usura di glossica, dunque con i parole, con il verbo sconfini e a tempo si privativo all'inizio, o brevisso da esprimere giustamente la volontà di va sbuttare un po' le frontiere culturali. Non smentigheremo mica di noi, e manca pensare, la creazione di un luogo di guarati virtuali Interromagna, aperto da UGCU nel 1996, portato dallo stesso Sofio, il Sofio di l'apertura. Dunque è una via sicuramente feconda a chi cerca la riconoscenza o in tutti i casi l'esistenza. La novella e futuro romanzo per la gioventù Amadeo Durco di Guido Benini è un esempio di una novità, si può dire, di un 90, di dilocalizzazione geografica di scenari. Abbiamo visto fino a qui che lo gira geograficamente una sovrana evidente di Corsica come luogo di contestualizzazione dell'opera. Qui abbiamo da avere un scambiamento, dunque mintolava Amadeo Durco che senza essere un'opera iconoclastica, senza la dimensione ironica di desanti, di gomiti, vede il protagonista che passa per la Tunisia e che fa ritorno in Corsica dopo aver sposato un'altra cultura, dunque l'idea d'apertura c'è. Da metafora letteraria, geografica di noi, di tutta questa politica d'apertura, possiamo ammentare a novella, a tempo di una raccolta, da una sponda all'altra di Gianmaria Gomiti, che materializza proprio il passaggio da una monoidentità corsa, o corso centrata, verso un'identità plurale simbolizzata dall'intersponda di Ewocca e di Bonifacio, l'intersponda corso-sarda. Da ridefinisce positivamente a parte dall'altro vicino, espressione di Di Meglio, come di sceglie in da sua novella protagonisti sardi e rispecchia le realtà plurilingue di uso logo, facendo che esiste letterariamente varietà sartinese di Ugorsu e dunque a tempo gallurese, dialetto univazinco di Gepoli Ure,
italiano di viaggiatore e di sicuro francese, qui si penserebbe quasi ad Alcedo, con l'altro logo di sfondo che dice Bastia. Dunque vediamo che il plurilinguismo, pur essendo una novità, siamo cercati, esistia già Cabunenzo, in seno a periodi letterari considerati di regola, o piuttosto sconsiderati, infatti. Dunque la modernità abbiamo ritrovato in certi momenti appena inaspettati. Beh, allora, questo tema da più o meno lo stesso fenomeno d'emergenza di una coscienza culturale nuova, perché uno vanta di un cugue, in poesia, con un rinculo netto di illusioni settantesche di identità, di esaltazione di sé e di ingaggiamento. In beneficio, stavolta è l'idea più larga di identità umana o di fratellanza umana. In una raccolta collettiva Do Diesi, Do di un No, 1995, con un titolo quantunque abbastanza chiaro, Do Diesi, Do di un No, spiccano fra l'altro le poesie dall'anno di meglio. Tra attaccamento alla società di Bonifacio e volontà d'apertura disegna l'idea originale di un'identità alterità e torna, mi scuso l'espressione, e di ello. Boh, ma è ben trovata, dunque arriviamo. Un piccolo strato di usa poema a sbuccata in prima, ne mudamento là 3 o 4, che disbottino i confini fatti di mano a mano da mano a mano. Dunque, al di là della liderazione in M, c'è l'idea che li sbottino i confini, che li aprino i confini culturali. Un altro poema, Amicizia, al di là dei confini di l'uomo e l'uomo, in la cerca addolorata di sua virtù, e chi sfugge con coraggio la binta a fuoco d'odio di frontiere umani, vale di chi le frontiere umane pongono di nuovo a soffocare l'individuo e torna a stadiare all'apertura. In dell'immigrato, che è anche una bella canzone, ricusa l'idea di nazione etnica per promuovere quella di nazione plurale e fraterna, mettendo infatti in poesia un concetto famoso di comunità di destino. Da nuanza e da spiegare che un 90 non è mica un anti-riacquisto, infatti, ma un dopo riacquisto piuttosto, poemo mentolare e pezze austu e lettera da 2080. Allora, la prima poesia tratta in modo ingaggiato di temi di avvetonizzazione di un litorale e di un turismo di massa, che sono temi nazionalisti conosciuti, mentre che la seconda rende un omaggio appoggiato agli anni 70. Allora, ecco un altro stratto, così bello brano, acceso da tanti sguardi, a chi perdi si cerca, a chi schisa si perdi. Baladi, in poche parole, abri di burro, ma non ti scordati a Villetta, quantunque. Dunque, attenzione a un esageramica non più a dimensione anti-identitario di un 90 e di un 2000, che sarebbe di noi un'esagerazione. Ingaggiati altrimenti, dunque più che disingaggiati, e mica solo un derogato di meglio. Patrizia Gattagiga e Gian Diase più franchi sviluppano altri temi o sensibilità. Il paese, la famiglia o i intimi per la poetessa, che non rinnega mica l'attaccamento alla sua terra, la traizione e l'esoterismo per l'ubignese, parlo di franchi. Tierra canta a base l'amore, l'amicizia, il viaggio, il sogno, baladi, in poche parole, canta l'uomo. Fusina è lo stesso, uno dei simboli dell'indiatura militante di ieri, esce da un locale o fa parlare sempre di più i sentimenti, Massimo in da sua raccolta personale verso Cantareccio, 1996 per Ada, il pessimismo rassegnato di un poema stanco, lontano, lontanissimo dall'entusiasmo di ieri, a dice longa, scusatemi, giustamente non sta sul famoso scambiamento di paradigma, scambiamento di mentalità. Allora torna un piccolo strato, perché non c'è nulla che vale i strati e i desti sono quelli che ci dicono tutto. Forse sarà già un combattiato, ma guerra non ne voglio più mica, né di lingua, né di bastone, né manco mobilizzazione, a mosede, odie e di bagie, chi si è spinta ardente viara. Chi si è spinta ardente viara, dunque torna qui proprio a rompitura di un 90. La nozione centrale di libertà, cantata da 100 volte, 1000 volte,
in un poema setu canti di rivisitata e riallargata all'umano sanusano. Vero o sogno, oppure religione, un'idea forse di rivoluzione, ma credo che tu sia a sola verità, a sola nobiltà di l'umano, ripeto e insisto. E si vorrebbe quasi mintuata a sintesi amor resta, che conclude a morte definitiva di a famosa anima corsa. Dunque, qui di noi, bon, senza argomenti, Fuori di Rocchi, che pare mantenere grande orientazione di U70, ma la di un militantismo affissato, di palese che i tempi buetici e mica solo buetici sono scambiati. L'epica mercata da elote fra nazionalisti sicuramente avrà pesato tantissimo, mentre c'è anche un sociale che pesa tanto letterario e qui bon, ne potrebbe essere un esempio. Ma diciamo più che di disidentità nihilista o di rinnego di specificità o di quello particolarismo denunciato da Mario Vargas Llosa, parleremo per conto nostro di ridentità positiva, posizione che l'anno 2000 assumeranno anche di più. Dunque, infatti, 90 e il 2000 anche si devono capire, appare meglio come piuttosto una conciliazione creativa di un particolare e di un generale e mica come un rinnego di sé che secondo me sarebbe un non senso, un'estrapolazione di ciò che lui in realtà sul movimento di rinnovo di fondo, rinnovo di forma. Altro elemento chiave dell'apertura novantesca, diciamo prima, a lingua adobrata dall'audori. A lingua che è dunque una conseguenza di suo famoso scambiamento di mentalità. Ricusando il burismo monologico di un mantenimento e anche in parte di un riacquisto, parecchi scrittori mettono a privilegiare un corso più contemporaneo, meno odioso all'ibridazione o code mixing, di a formula in sociolinguistica con il francese, da illustrare meglio la realtà, rende più linda la narrazione, per esempio penso a Gianluigi Moracchini, o rinforza la dimensione comica come in dei desanti o in dei pedrumari e puro finalmente comedi di noi. Marighi in De Diodoro e Sigilia fonda appunto una parte maggiore di uso umorismo verbale in de god mixing tra corso e francese e di noi yogi di parola interlinguistici sino a un bugacci anche l'inglese, baladi che se vuole dire De Diodoro e Sigilia può essere trovato giochi di parole anche con la lingua inglese, dunque è proprio un rinnovo di scrittura di non tanta forma. Ricordiamoci che dal Ziedo o Rocchiccioli, diciamo prima, adobrano già tempi vasta orientazione plurilingue considerata da Bakhtin e lo stesso come rappresentativa della letteratura di l'uomo e della vita in generale, posto che l'uomo è plurale in della sua cultura, in della sua maniera di parlare, in della sua maniera di capire il mondo, dunque il plurilinguismo ne sarebbe infatti non è piano formale una manifestazione. Ripartiamo infine da Gomiti che utilizza la varietà suttanaccia, vale di asoia, o subranaccia di Ugursu e aveva con una maestria abbastanza impressionante, secondo i bisogni di narrazione, per esempio per identificare quale chi parla, o semplicemente secondo l'uso estro. E fage in dia raccolta che noi mintolavamo prima da una sponda all'altra a scelta di l'autotraduzione in francese e in italiano di Emanuele Ursovone. Pascal Casanova, a teorica, a sociologo di letteratura, ci vedrebbe abbodassi una forma più o meno cosciente di sottomissione di a margine all'egemonia di un centro, prova dell'inugualità di struttura letteraria mondiale. Allora, una piccola citazione. Ceux qui créent dans des langues peu ou pas reconnues comme littéraires, très démunies de traditions propres, ne peuvent pas être d'emblée consacrés littérairement. C'est la traduction dans une grande langue littéraire qui va faire entrer leur texte dans l'univers littéraire. La traduction n'est pas une simple naturalisation au sens du changement de nationalité ou le passage d'une langue dans une autre, c'est beaucoup plus spécifiquement une littérarisation. Baladi qui dit una razza di certificato di litterarità e questo va a lingua e lo scambiamento di lingua.
quantunque in questo caso qui specifico ci pare di noi che Gianmaria Gommi dice che di fa un piccolo scherzo, da noi, alle due lingue di cultura storica di agorsica, che le so il francese e l'italiano, mettendole a parità con il corso. Ma di noi di dimostrare direttamente lo scarto che lo c'è oggi tra corso e italiano. Dunque, sempre un po' questa ambizione trasgressiva di questi nuovi autori. E senza piantà di scrivere, si bella sicura in della politica d'allargare mediterranea, attraverso il francese e l'italiano, portata dalla generazione degli anni 90. Una politica che, e questa non si può tanto negare, nasce anche da un bisogno di sopravvivere di agricoltura minorata, un momento dato esiste di anche mettersi a confronto con il mondo e di ciò che li va, ciò che li capisce, i nostri scrittori gusti. A dirla franca, in teatro, che le erano fatte sperimentazioni più radicali, non abbiamo di a lingua o di a pluralità di lingue. Allora, l'IA un programma cooperativo Odissea esciuto da un programma europeo Interreg e Bezze Itaga 1997 e Ciclop 1998 sono scritte a tre mani, Giacomo Dier per Aberte Corsa, Leonardo Sole per Aberte Sarda e Franco Scaldati per Aberte Siciliana. Nenzo che sacralizzato l'immaginario mediterraneo comune ci è messo a confronto con la modernità simbolizzata dall'ibridazione linguistica e da maniera più larga dalle differenze culturali. Infatti l'ibridazione linguistica, la pluralità di lingue, di metafora un po' di su pluralismo culturale che è quello un po' di un mondo usano oggi. Allora, a Bezza Itaga in particolare ha, d'après me, un valore simbolico forte. Da scioglie a crisi identitaria di tempi d'oggi si propone implicitamente all'uomo moderno da avviarsi verso ciò che si può considerare come l'italiano, baladia metafora di questa Europa giustamente in costruzione. Trapassare la minorazione si trattando di integrare creativamente e realtà di un multiculturalismo e di un multilinguismo e la lingua ibrida che li parlano gli abitanti di l'italiano terra di l'altro e terra di sé, si può dire, e di noi a scelta finale, a scelta globale, di fondare a coerenza di questo teatro, che è un teatro testuale, proprio testuale, non ha pluralità di lingue, accertano sicuramente questa orientazione. Ma per Ulisse, il protagonista di Ello, chi mette a piedi a fine di Abizza un cammino verso il plurilinguismo, l'interculturalità e finalmente l'identità appaggiata è sempre lungo. Poi comprime o disordine post-drammatico illustrato qui da un plurilinguismo integrale si lamenta l'assenza di comprensione a fine, posto che si mischiano e tre lingue, il corso, il sardo e il siciliano, una specie di lingua ibrida e totale, poi comprime perché è un disordine fecondo, e il senso di un teatro post-drammatico è di mostrare il disordine di noi. Per compiere un carattere plurilingue di queste bezze qui, Itaga e Ciclopo, facciamo rimarcare che sul plurilinguismo infatti si confagge abbastanza male con la definizione puro plurilingue che lo dà Gianmaria Righi dell'insieme letteratura corsa. Questi lo si adopera al corso, infatti di a parità con il sardo e con il siciliano e non si adopera mica al corso da lingua principale, vale a dire che il corso non è mica a oasa di abbezza, di narrazione, di una di tre lingue che sono adoperate dunque a parità. Di alla stessa maniera, né sole né scaldati sono corsi e spesso quando si tratta di dare una definizione di letteratura corsa si parla di noi dell'origine di un scrittore, di cui ne abbiamo parlato già 2 anni fa all'occasione di un scontro, di una tavola d'ondola e per dunque certi teorici, certe oggi, perché a definizione dell'insieme letteratura corsa esatta è sempre in riflessione, in costruzione, dunque per certi teorici l'origine di un scrittore è un elemento definitorio dell'insieme, così abbiamo di noi un sardo e un siciliano, dunque è un elemento a più in conto.
Di alla stessa maniera, usudietto corso ammintato da Arrighi, che diventa immaginario nazionale in Detalamoni, di questi mediterraneo e transculturale. Dunque non siamo mica unicamente in un immaginario corso. Se ne parleremo dunque più volentieri di letteratura plurilingue per queste due bezze, bisogna dire quantunque che le si scrivono a pieno in questo famoso spirito d'apertura di confini di anni 90, ma anche una logica ri-identitaria di presa in conto dell'alterità linguistica e culturale di una nuova espressione letteraria corsa e un criterio secondo noi sempre di più definitorio dell'insieme letteratura corsa, ma di un punto di vista, ripeto, ce n'è parecchi e qui bon, diamo semplicemente una via possibile, un punto di vista possibile. Peraltro rimarchiamo che questo recurso relativo di un monolinguismo diglossico favorisce l'emergenza di un'estetica dialogica, parlavamo prima di Bakhtin, tipica, con la frammentazione di punti di vista narrativi, a parola che diventa una parola plurilingue, a scelta di un carnavalesco, dei comedi per esempio, dei santi, di alla stessa maniera la presa in conto di nuove realtà sociologiche e la rimessa in causa di certezze identitarie di ieri danno alla letteratura di un 90 una colorazione postmoderna stunante. A metà vinzione, sospensione volontaria dell'illusione narrativa e risposta antirealista alle letterature dette a tesi, di adobrata, per esempio, di un esempio, da Di Meglio in De Asovola Gomiga a Viera di Giuncioli, un piccolo stratto. L'eroi, i loghi o il vilo di sa storia che badio da contà sono dischieti dall'intreccio più fondale e più scemo di un maestro. E finzioni spudica. Ma credo che ci scopriria passi, fatti o stalvatori che gli rammentessino qualcosa di successo che si scansi pure in casa, tanto scemi saremmo due a mezzo alla studi, e tira avanti e cammina. Il quadro di un racconto è l'isola burlana. Manca appena rizzapi a cercare la gherta, un c'è. Il contesto è fuori di tempo, forse in avanzo, forse in ritardo. Dunque a metà vinzione, qui l'autore che riconosce che lo ci conta una vola, una storia che non esiste mica, ma letteratura allo stesso tempo. Continuiamo appena a rinnovo di procedimenti, abbiamo visto il fondo, vediamo un po' in modo più minuto a forma, disagralizzando il simbolo di avedia funebre via il procedimento narratologico originale di un monodialogo. A novella di Lucia Giamari un tocco di discorsata tra babbo e fiola e da avvicinare al fenomeno di l'ironia intertestuale, che è una rivisitazione o rinarrativizzazione parodica di generi esciuti dal passato, secondo a Umberto Eco. In questo caso preciso, abbiamo capito l'ironia intertestuale gioca da accostare in maniera iconoclastica a sacrosanta traizione attraverso il rituale di condoglianze, che qui tocchiamo a sacro, mica ridicolizzato, ma disagralizzato. Dunque torna a questa dimensione iconoclastica che a oggi ha una volontà di tutto, di va piantare l'interdetti e basta, i condizionamenti di scrittura extraliterari, usuali, a politica. Qui c'è una volontà veramente, e per questo che lo si parla di rompidura di una volta, c'è una rama di tutto, anche ciò che non ci vorrebbe mica di secondo la bienséance, come lo si dice, qui veramente siamo al di là. Ecco dunque i primi sguardi autoriflessivi scherzosi di una Corsica che ci lava infine a bedesi e più a rimirarsi attraverso il prisma di sobrobie difetti. Mossa da un'intenzione simile, a Noella Ubewaru e a Ganella e Domenica Verdoni mette in scena un disordine identitario individuale e anche premesse di ascimisia, che torna a questo tema di ascimisia che è ammintato assai forte durante il 90, straziando infatti a portarci risposte chiare e ingiardinando a tempo incertezze di un soggetto corso e crisi dell'uomo in generale. In quanto ai già nominati comedi e soprattutto desanti, l'abbiamo spiegata, esplorano volentieri il disordine attraverso l'angolo di decostruzione postmoderna per parlare come Derrida.
Allora, mi ha costato un'opera che, d'après me, è fondatrice, allora, di un parere personale, ma e non la dico mica perché è qui in faccia a me, ma un'opera che è fondatrice di modernità corsa, corsovana in generale, di un romanzo polifonico, a verca di Amaona, dunque Giacomo Diera, e dunque proprio un esempio rappresentativo e anche di più emblematico di Storino che da una certa maniera a Igo arrivé a un suggerimento un po' con l'entrata alla letteratura corsa in dea modernità. Allora, attenzione perché c'è un doppio discorso, entrata in dea modernità da un punto di vista di adestualità o ciò che si chiama l'immanentismo, mica per forza per via di istituzione, perché la letteratura di la realtà di udesto e non ta studiano si può dire che la verca di Madonna di proprio un romanzo moderno che risponde un po' a tutti i gotici di un romanzo contemporaneo, ma la letteratura di anche una istituzione e che, bon, vi do a rivarenza, ma la vede sicuramente, Pascal Casanova, la Repubblica Mondiale delle Lettere, che studia giustamente la dimensione istituzionale della letteratura, che è un sistema, e un sistema abbastanza inugualitario che consagra certe letterature, certe lingue, ciò che noi vediamo Nenzu, e mica d'astre, anche Burse esiste la possibilità di traduzione, ma per i luoghi di, bon, noi diciamo a minorazione, la dice a dominazione, per certi luoghi periferici c'è una vera difficoltà a esistere rispetto al sistema mondiale. Ma non dobbiamo dire questo, si può dire che la verca di Amaona proprio di un romanzo moderno. Io la prima volta che l'ho letto, dirà un'epica, aveva una conoscenza assai limitata di letteratura corsa, mi sono detto, dai, questo è un romanzo bolivonico. Mi sono detto, esiste questo in letteratura corsa? Bon, on la sabia. E, bon, dunque oggi ha detto le parole non ta sto per qui. A gestula di l'origine di l'anti-eroina Maria Laura si piazza sotto un segno di contraddizione e torna a gustare di l'impossibile risoluzione, vale a dire che risposte chiare, ideologiche, qui non ci sono mica date, e torna un esempio di questo scambiamento. Fra le oggi narrative molteplici, parlavamo di romanzo polifonico, nessuno spicca veramente e un tregadanto o dubito a piasu brana. O basse bene rappresenta di gedico e passato storico liato all'inchiesta e ai tentativi di ricostruzione di una memoria deformata, consagredia a non linearità dell'opera e ciò che lo chiama il postmodernismo a distorsione temporale, vale a dire che il tempo non è mica un tempo lineario classico, cronologico, è un tempo che è fondato allora il cinema direbbe i flashback, la letteratura direbbe l'analisi, di un tempo che così non è mica in un senso abituale. Di sicuro Tierci riporta sempre medonimicamente, ma senza moralismo, ripeto, alla primura dell'identità collettiva corsa. E mica con lo scopo di essere isolate, l'avremo capita. Il passato storico che fonda culturalmente l'uomo corso può di non essere sinonimo da granco e il branco d'un basso lo viene concepito in modo ossessionale o monolitico. Più che un pessimismo strutturale, l'incapacità di trasformare il passato in un bene positivo simbolizza infatti la difficoltà naturale dell'impresa, lontano dalle verità o dalle mezze verità ideologiche di ieri. E qui si penserà facile al VII cielo, per esempio, che ci mostra tutto il pluralismo identitario linguistico, quindi anche un esercizio di stile linguistico, VII cielo, e dunque tutta questa complessità, infatti, alla fine che non trova mica soluzione, posto che alla fine di VII cielo, le questioni che Bavia di all'inizio sono sempre qui, non c'è mica una risoluzione di un problema chiaro, c'è per esempio una storietta poliziera, non ha mica risposta, eccetera, eccetera, perché ci sta rama di mostrare la complessità della società corsa e un po' le difficoltà a fare esce qualcosa di positivo. Attenti, forse per via di un soggetto riacquistato, il progetto di Giacomo Dier ferma quantunque fondamentalmente bidalisto, all'incontrario, o in tutti i casi in modo differente, appetta o disincanto odinco, che vede spesso quantunque un irume, la dispero, un piazo brana, qui il progetto di altro.
mette a comunità di petto e con tradizione, ripresentala attraverso i suoi silenzi curpeoli, a sua versità o anche a sua violenza, sarà tanto aiutarla a ricostruire la sua storia, inditendoli, come dici, a via di stabilità e di la bene, interrogandosi a ciò che la è in realtà, senza imbelliscimento alcuno, forse che a margine corsa ci la verrà a indiena un'identità nuova, arraigata e allo stesso tempo moderna. E dunque questa famosa via mizzana che noi diciamo tra specificità e apertura. Mosso da una premura quasi terapeutica, tiersa podia senza rigiri non ta temo dunque a forma, non ta tecniche moderne di disobiettivazione o di realizzazione, vale a dire un schiattamento, un'esplosione di realtà abituale, sino a parodizzazione postmoderna di l'inchiesta pseudo-polizia di una Maria Laura che torna a Vignale finiscerà anche per perdere il capo. Dunque rammentiamo un po' la centralità di questa tematica di ascimizia che è infatti un tema postmoderno stiappato e praticato, l'abbiamo visto parecchio per esempio da De Santi. Così facendo, il romanziere Astiaccio riesce a conciliare ripensamento e l'identità, parola ripensamento di la dubbiata a Renato Gotti, dunque ripensamento e l'identità e indispensabile modernizzazione di un scritto corso, vale a dire che si gioca un po' con due piani, stiamo assentando au barret di François-Xavier Renucci. Du travail de ressassement et de désenfouissage de la mémoire collective qu'opèrent Brancasio et Maria Laura sortent de textes hirsutes, contradictoires et déroutants. Ciò che noi diciamo contraddittori, una verità una, indivisibile, assolute, on la troverait mica. C'est pourquoi la qualité de roman leur convient parfaitement. Défini comme le lieu du possible, le roman est un genre qui accepte toutes les métamorphoses requises par le sujet réel qui l'occupe. Primure letterarie e psicologiche, che ti hanno spirito, simule si ritrovano da più a meno in teatro, dunque voltiamo un po' al teatro. Il teatro è ricerca nato dalla collaborazione tra Renato Gotti e la compagnia Logo Teatrale in Deovilo di Teatro Paesano, in tutti i casi in della sua fase post-militante, dopo all'80, poco presso, un'idea scantata da una mossa globale di modernizzazione nuantesca, pur senza la dimensione scabrosa, dimola subito, di vari desanti, comedi, mari, di un teatro di un altro tipo, ma quantunque con una componente modernità. Allora, su teatro post-drammatico rapsodico, secondo l'appellazione in uso, si definisce anzitutto per uso alto grado di frammentazione e di ibridazione di generi e di stili da rispecchiare una visione più larga che lo si porta torna non all'identità ma qui di noi non al senso della vita in generale. Per descriverlo mi sono arrimbato un po' a Jean-Pierre Sarrazac, che è un teorico di teatro contemporaneo, che per descrivere il teatro gusti parla di un teatro di a vita, opponendosi a un teatro in dea vita, vale a dire un teatro che sarebbe aneddotico. Qui proprio di un teatro di gestula umana, di un senso di vita, di un viaggio dell'anima, quasi un po' mistico. Tra rappresentazione teatrale, linguaggio poetico simbolico e assaggio filosofico ne esce un teatro coscientizzatore, dunque di gestula esistenziale, coscientizzatore perché Cotti e a dice in un libro Tra logo e popolo, l'intervista che lo face con Stagnara, si definisce un po' come un scrittore di coscienza, vale a dire mica l'arte per l'arte, ma piuttosto una visione un po' sartriana di l'atto di scrivere, vale a dire un scrittore di quello che dà riga qualcosa alla società che la dà rende a sua coscienza. Bien. Dunque un teatro coscientizzatore di gestula esistenziale corsa ma di noi umana, sempre l'identità di noi. Un progetto su lungo e difficile che la venne ben sicuro a rispettare la parola poetica complessa di Gotti che sbocca sempre quantunque in un momento di rivelazione o anagnoresis, chiama così in teatro, vale di rivelazione, un momento che la verità sbuccia. Fendoci pensare per conto nostro a un teatro allegorico di spagnola Maria Zambrano.
quello di Gotti di anche un teatro dudale, posto che non rinega come teatro paesano e potenzialità di Uganto, Mudio, Uallo, dunque un teatro plurale. Tocca finalmente a un lettore e spettatore a rilevare ciò che a prima vista pare sfuggito, precisamente come un rapsoda greco, parlavamo di teatro rapsodico, e a te se un senso fondo. Allora, ben inteso, senza illustrare o ento ivriscura iconoclastico di 90, su teatro si può dire che lo verma, malgrado tutto, moderno, in la sua forma, quantunque sicuramente più che in lo spirito de orte, bon, abbiamo di appenuccia moralisto. Volendo curare la crisi di identità, assumendo infine realtà diglossiche e culturali all'opera in seno alla società corsa odin, lontano, lontanissimo dalla nostalgia o dall'esaltazione di prima, pare dunque che la letteratura espressione corsa abbia sposato in modo inatteso i codici principali di un dialogismo e di un postmodernismo. A ricordiamoci ora, e accordiamoci piuttosto ora, visto l'importanza di su fenomeno di un postmodernismo che mi sono permesso di associarlo alla scrittura contemporanea perché mi pare veramente significativo e mi consacra comunque due parole a spiegazione di questo fenomeno in modo generale, ma facendo a lei ben sicuro con la letteratura corsa. Allora, prima di parlare di postmodernismo si deve parlare di modernismo. Nata da un scompianto della prima guerra mondiale e marcata da un nihilismo, la letteratura modernista sarà quella di morte dell'individuo della sociologia classica e dunque la letteratura dell'affanno esistenziale di betta realtà. Ma, quantunque, senza rinunciare a vedere trionfare l'ordine e il senso, allora mica via un linguaggio che Dio oramai scredato, ma piuttosto con il corso dell'epistemologia psicologica, che ci dirà per esempio in America il behaviorismo o comportamentalismo, vale a dire l'esperienza che la psicologia dell'uomo può spiegare tutte le difficoltà che noi abbiamo a capire la verità, a capire il mondo reale. Il postmodernismo, allora, è marcato anche da derive di un progresso, di una modernità. Cronologicamente abbiamo situato dopo 45, dunque visto da possiamo pensare, dunque con la seconda guerra mondiale che c'è effettivamente una crescita un po' di incomprensione di betto a scimisia di un reale, di una realtà. Sul postmodernismo ello ha scegliere un'altra ondatura che dava di un non senso, finalmente usò lo senso. Vale a dire che usò la verità assoluta di un mondo e di l'uomo, di l'assenza di verità. Allora, qual è a lei tra questa letteratura di Agrisa e la letteratura di un 90 in Corsica? Mi girede e mi cerca di risponderci. Allora, le mudette all'anni 90 palesediano un'altra grisa. Qual è a grisa di Agorsica, di Ugorsu, di Agorsitudine, a grisa di Lesse, torna, e l'identità, ripeto, è proprio la premura centrale per me di, si può dire, tutta la letteratura corsa. Poi c'è un ricorso al postmodernismo, essendo messo sul progetto proprio in concordanza con quello corso, è senza dubbio alcuno pertinente. E in secondario, forse soprattutto, non si può tanto dire che lo contribuisca alla modernizzazione di un scritto corso, posto che oggi c'è parecchi scrittori, ha fatto l'esempio di De Santi, se vuole dire, uso l'ultimo romanzo Bafatiledi, mi scuso di uso titolo, proprio di un romanzo postmoderno, al 100%. Dunque, veramente c'è parecchi autori che hanno sposato questa andatura qui e mi pare importante non solo di conoscerla, ma di noi di poter fare lei con la Corsica. Risposta iconoclastica e autoironica alla questione di agorsitudine, l'anni 90 erano quelli di dunque a rompitura creativa, caratterizzati da sorama d'apertura, allineandosi volentieri in della forma in deu fondo nanta e letterature di algrisa di un tempo presente, scegliendo il polinomismo interno e il plurilinguismo come risposte al purismo di glossico di ieri, facendo entrare definitivamente la letteratura espressione corsa
in famosa modernità e arrivato da un punto di vista testuale d'orna perché chi a letteratura di noi un fenomeno istituzionale. I suoi autori sono quelli rivoluzionari che la descrive Pascal Casanova e che, tra assimilazione o rivolta, vale a dire ripiego, scegliono di inventare una, tra virgolette, nuova lingua di scrittura o, per parlare come Elise Gauvin, terza lingua, contrariando l'egemonia di un centro e, per dirla così, impulsando la rinascita di una periferia. Eppure, ci accordiamo che i generi e i scritti memorialisti più classici, anche quelli che noi conosciamo tutti, quantunque non morrono mica durante i 90. Per fare un po' di esempi, Orliac, di Eliade aveva la tradizione di un ricordo zidellesco, allora pensiamo facilmente a Ubaneasimo, un ricordo di Colombani, quantunque con una premura forse più letteraria, poetica che etnografica. Potremmo parlare di Vidal Mattei, di Benigni, di Pedro Lega, di noi. Un altro esempio, perché è piuttosto un lato storia, Lisandro Marcellesi, con il suo romanzo I disgraziati, oppure la sua novella Ulario, procede all'irizzazione della memoria collettiva e si scrive senza ambiguità in della logica di due ere di memoria, dunque due ere di memoria, ingaggiamento. Noi vediamo che le due guerre mondiali, e in particolare a prima, acquistano un peso sempre di più maggiore in seno a questo processo che François Paré ha chiamato a retroprojezione, vale a dire lo sguardo di un minorato naturale che lo ha verso il passato. Per la letteratura corsa c'è due marcori importantissimi nella storia più o meno moderna. Dio ritorno nelle due guerre mondiali, allora torna i romanzi di Giacomo Dier e anche Murtorio, pur essendo moderno, Murtorio a mente alla prima guerra mondiale che partecipa un po' alla costruzione di un'identità corsa che ciò è esoradica in della storia e la storia dando spiega certi meccanismi. A rilettura proprio riacquistata di storia, per indetto con l'eloquente Un la Dumbarano a memoria d'Antone Filippi, con un titolo rivendicativo, campa sempre. Senza parlare di un fondo leggendario con noi le molteplici che gli sono dedicate. Un fondo leggendario, tutta la cultura arcaica, i mazzieri, eccetera, eccetera. Ma ce n'è sempre, in dei 90, troviamo di noi la letteratura così. Quantunque o boere dell'immaginazione ci ferma a volte, pensiamo a Ubegno di Multedo che riattualizza la figura di un mazziero o i numeri di Santucci che assoggetti figure leggendarie e cinema. Dunque un rinnovo quantunque di sue vecchie creanze. Adesso a oggi di Sonia Moretti tra immaginario, favola e realtà prosaica, un bellissimo testo d'altronde, inauguredia infine un realismo magico in letteratura e espressione corsa, un realismo magico currente importante della letteratura contemporanea, che ha avuto parecchi autori latinoamericani che sono stati premiati con Nobel, per esempio Garcia Marquez, Cent ans de solitude. Dunque un genere che non esistia mica che qui mette a esistere, dunque novità di noi in dea maniera d'acquistare la tradizione. Ma che campa sempre, dirà qui un po' come proposito. Di allo stesso modo e a tempo senza entrare affatto in tutte queste categorie, non ci scordiamo di un rimarchevole L'Agili di Usariseo di Sant'Ugasta, un romanzo di noi importante. Allora, un romanzo storico epico, tinto di soprannaturale, conta l'avventura di un signore e conte di Corsica, giudice di Ginarca, eroe e, essendo Gasta figliolo di un riacquisto, pioniero dell'unificazione nazionale corsa. Qui dopo Omos era da consento o mica, visto l'anzianità di un periodo, ma ello in tutti i casi la da interpretare di questa maniera qui. Allora, al di là di un genere adobrato che è nuovo in letteratura corsa, bisogna dirla, l'insieme pare firmare così a prima vista abbastanza classico
arrivendosi a linearità di un racconto, dunque stavolta nessuna distorsione temporale, un tempo cronologico con una datazione perfettamente abituale, arrivendosi di nuovo ai liami di causalità logici, dunque sempre giustamente alla stessa logica, e una narrazione in terza persona. L'introspezione, quantunque è elemento chiave di aspissezza psicologica di un personaggio, è da rilegare, per dire, a una volontà di elucidazione caratteristica di un romanzo contemporaneo. Parla di piuttosto un romanzo modernista, quello psicologico che noi amintavamo prima, posto che siamo belli lontano questi, di un disordine di un postmodernismo, le mudetta di roba classica, ma quantunque mica tanto le muda vede. Infatti l'originalità e la letterarietà di Lageli di Usariseo li vengono anzitutto da sua lingua, che è una lingua arcaica e medievale, e che è ricreata da Gasta per assomigliarsi a quella di cronache anziane. Per dare l'aspetto di un vecchiume, in cui si inventa un corso medievale prudenziale, di quantunque un travaglione che lo face, corsisedia i toponimi, s'aiuta di un italiano per la sintassa e espressione di certi titoli di nobiltà e un rinnega manco un vecchio francese. Per esempio, mi ricordo quando ero studente, aveva fatto un testo di Ello in traduzione e c'era la parola una galpa, visto che bon, una galpa cosa è, cosa sarà, e bon, cercando mi sono visto che dire una parola di vecchio francese per designare una donna di cattiva vita, per dirla così. Dunque, veramente una lingua plurale anche questa. E un altro esempio viene alla mente di funzionalizzazione di adiglossia e di presa in conto di un plurilinguismo, realtà finalmente già concrete in tempo di giudici, dunque mica di ieri. L'ultima prova che se l'era più che necessario sul rinnovo di espressione, i progetti più classici possono essere alle volte studenti e che a qualità di una letteratura aveva anche la sua diversità. Si dice che diversità fa ricchezza, ma anche in certi casi maturità, quella di una letteratura plurale che senza lasciarsi impone nulla sarebbe soprattutto capace di proporre tutto, al di là di ogni dogmatismo o gerarchizzazione, per un solo piacere di fare. E qui forse uno dei primi criteri per definire una letteratura pienamente autonoma. In conclusione, a moralità di questa piccola favola potrebbe essere che finalmente ogni tipo di letteratura può avere la sua piazza, al di là di campanilismi, patti e condizioni che lo si capisca e rispetti la pluralità di sensibilità, vale a dire la complessità strutturale di un reale, un poco infatti avviene ciò che le provano a palisare le estetiche moderniste e postmoderne. Ecco. E vi ringrazio. Chi campa? Ci siamo campati, no? No? Sono stanchi? Non mi parano mica, eh. Sai, sono persuaso che un pochi hanno già accuzzato i pugnali e tu hai da difendere. In particolare vengo a Marina qui, c'è Filippa e noi, mi pare che Filippa preparava, ho visto che era da me, ho inteso che impennava. Quanto a me hanno trovato la maniera di fare une poche critiche, ma prima di difenderli, io volevo dire che è proprio un piacere, ma ciò che ti hai detto, al di là di contenuti, c'è quantunque sa prospettiva finale. Bene, hai ripetuto parecchie volte, arrivando di un'altra definizione della letteratura o della promozione dell'affermazione letteraria di Pascal Casanova, hai fatto un paragone tra la letteratura, i contenuti, bene dire, la creazione, e poi la riconoscenza attraverso l'istituzione di questa. E a me mi venne un'idea appena scimatica, mi vergogno anche a dirla, forse che, a posso dire, forse che
a fortuna e letteratura corsa, o fondo non è mica, stinato non è mica ha avuto uso corso dell'istituzione, perché infatti quando si vede ad lettura così critica, si domanda a fondo una volta che tu hai fatto vedere, diciamo, l'affermazione a maturazione della letteratura, basta farla riconoscere all'istituzione, no? Non è mica l'istituzione che fa la letteratura, dunque, so di capisco è. Di a letteratura che a un momento dato si merita la sua riconoscenza istituzionale, no? Una verità in sé. O testo è una verità in sé, che non aspetta mica un certificato. Può essere un testo di Casa di Cristo e in sé essere un testo universale. E il peccato è che in ciò che si chiama testualità o l'immanentismo, ciò che dice, c'è parecchi testi della letteratura corsa che si possono considerare come moderni e come universali, ma il problema è questo, di che, e d'après me, bon, pare un poco evidente, ma c'è finalmente una legge stretta tra la situazione della letteratura corsa e la situazione di un corso in generale. E fin tanto che la situazione forse non conoscerà mica evoluzione, con una crescita anche di un lettorato, perché per avere una riconoscenza all'infuori c'è anche avere una riconoscenza dall'indrento. Io l'ho detto prima, quando ho cominciato un po' a leggere libri di letteratura corsa, era un affare che non conoscia mica. Bon, io non vengo mica da venire a studiare corsi, quando ho fatto il CAPES, ho cominciato a leggere dunque, libri di letteratura corsa, imparavo che era una letteratura corsa. E a dico senza vergogna, bon, oggi è un soggetto idea, che è la vita. Buono, allora, speriamo che il lavoro starà tanto a esce e stampato. Che mulegno. E allora, Filippa, lei da fa fare, no? Marina, manco tu. Allora forse toccherà all'altro. Qual è chi vuole dire qualcosa, ammentare qualcosa? Dessa guardiadezza, Gusti, perché l'amico Pomonti qui ha fatto proprio, penso, una sfiorinata proprio di qualità, rappresenta quanto tempo di lavoro? So mica troppo perché a tempo di nuadesa, dunque sono dentro in questo momento. Aspettiamo adesso. No, on a dû nous da aggiustare, era un posto di qualità e penso che non si può di nuda, posto che tutto è stato detto e detto bene, ecco. Allora, se gli studenti hanno domande, forse sarebbe interessante di sapere con piacere tutte in che modo l'hanno ricevuto un risposto, ma bon. E poi a critica abbiamo sempre la parola in senso negativo, ma si Disi parlava di critica letteraria, certe non è volte mica c'è mica di anche per fare progressi e se non parla tutti i giorni. No, Dio non ha giunto Allora, se non c'è nulla da aggiungere, penso che potremmo sciacquare un'altra volta, dite a Beggi Vi ringrazio di cuore.